Torna a Poggiorusko la podistica in questa fiera di settembre che vuole essere un po' un rilancio di quella che è la sagra storica di Poggiorusko. Le fiere cambiano, le sagre cambiano, ma a Poggio dopo più di 20 anni torna una manifestazione che era molto attesa sia dai gruppi amatoriali che dai gruppi sportivi. Torna la podistica, molti decine, centinaia di appassionati invaderanno le strade di Poggiorusko e per questo dobbiamo ringraziare chi da mesi lavora a questa organizzazione, la Proloco, tutte le associazioni locali e l'Arci Godwin di Serravalle che organizza tutta questa manifestazione dal punto di vista agonistico e sportivo. Per noi è un ritorno alla storia, io ero piccolino quando a Poggiorusko c'era la podistica, una manifestazione che ha sapore d'antico ma che ancora oggi è attualissima e che porta i valori della salute e del benessere nella nostra fiera. Meno 3, 2, 1... Siamo riusciti a organizzare questa manifestazione qua a Poggiorusko in collaborazione col comune di Poggiorusko e le associazioni qua del territorio, proprio in questa settimana qua di fiera settembrina. È una manifestazione inserita nel calendario Fiat di Mantova e tra l'altro abbiamo dato uno spunto in più al paese per ravvivarla che da molti anni non entrava a far parte in un calendario podistico. La podistica poggese, io sono stato uno dei fautori, anzi direi il creatore di questo sport che allora si aveva vergogna a correre lungo le strade in pantaloncini corti, andavamo sulla riva del Po e abbiamo cominciato praticamente a fare podismo a Poggiorusko con la prima notturna italiana, quindi sono venuti dei campioni che hanno gareggiato alle Olimpiadi come Boffi e Panbianco e tanti altri giovani di allora. Ed è un piacere vedere ancora Poggiorusko invasa da questi podisti dilettanti e semiprofessionisti che vengono a rinverdire il nostro passato, perché io sono stato il primo presidente e il formatore della società podistica poggese. Ci sono due percorsi, parte diciamo competitiva dove verranno premiati i primi uomini e le prime donne, i gruppi insomma che partecipano, e una invece non competitiva aperta veramente a tutti, quindi si può andare a piedi, di corsa, camminare, come uno vuole. Abbiamo veramente aperto ad ogni categoria e ad ogni persona. Qui si incroceranno famiglie, giovani, meno giovani, gruppi sportivi, perché veramente vuole essere una festa di tutti.